Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Cosa dire? La saccatura che ha originato dei disturbi su buona parte della nostra penisola in questi giorni si sta allontanando verso oriente, si isolerà appunto sull'area balcanica, quindi si assisterà ad un miglioramento del tempo. Tuttavia si avvicinerà una nuova saccatura alla volta di domenica e appunto per capire questa evoluzione volevo aiutarmi con una mappa circa 5.500 metri, una mappa che ci fa vedere appunto la presenza dell'alta pressione con i colori sul rosso in pieno oceano, un po' in elevazione in pieno oceano, sul Mediterraneo più meridionale Nord Africa, mentre appunto in corrispondenza dell'Italia scende con una nuova staccatura con i colori in giallo, con una curvatura anche delle correnti da sud-ovest. E diciamo che la staccatura normalmente è appunto sinonimo di tempo in peggioramento e noi sembra probabile che nel corso della giornata di domenica ci sia un nuovo peggioramento del tempo, quindi continua questa fase un po' altalenante del tempo. E per fissare meglio le immagini di questo cambiamento del tempo e comunque dell'evoluzione nel fine settimana andrei a vedere subito come andrà il tempo nella giornata di sabato, quando, come potete notare da questa mappa, il sole è presente ovunque, qualche goccia di pioggia sulle aree alpine, specialmente quelle di nord-ovest, ma si tratterà di fenomeni abbastanza in rapido passaggio. Tuttavia nuove nubi arriveranno alla volta della serata e con la mappa successiva, questa è una mappa che ci fa vedere la distribuzione delle precipitazioni alla volta di domenica e noi, come potete vedere, gran parte dell'Italia vedrà questo peggioramento del tempo che si manifesterà da ovest verso est. Rimarranno immuni da questo nuovo peggioramento le aree più meridionali, in particolare la Puglia, parte della Calabria, parzialmente la Sardegna, quella orientale meridionale, però per il resto del territorio il tempo sarà brutto. Direi quindi che dovremo un po' attrezzarci alla volta di domenica per questo peggioramento del tempo. In vista della prossima settimana sarà da tener d'occhio una ampia saccatura artica che potrebbe scendere di latitudine, anche se sarà un attimo da capire qual è il suo target stabilito. Per ora è tutto, se avete tempo e voglia ci sentiamo nel prossimo appuntamento.